Anzi, quando ho avuto la prima idea di iniziare avevo un obiettivo. Quando ho cominciato è cambiato, adesso che è finito è un altro ancora e penso di essere arrivato finalmente a quello giusto. Per questo devo ringraziare Nicoletta, devo ringraziare i suoi collaboratori e devo ringraziare anche voi. Quindi è un ringraziamento globale, perciò alla fine credo, e lei lo saprà sicuramente meglio di me, che per arrivare ad avere a tornare a casa con qualcosa da un corso come questo occorre sia la tecnica, sia la motivazione, sia una coesione di gruppo, quindi il confronto con tutti, il confronto con lavorare a coppie diverse e tutto quello che è stato fatto qui. Quindi fondamentalmente se il mio obiettivo iniziale, appunto come ripeto, era uno ed era non proprio sbagliato ma modestamente piccolo, adesso è molto più grande, per cui la soddisfazione che avrò, certo, quando avrò messo in pratica quello che viene insegnato qui, sarà fondamentale per continuare a portare avanti l'idea che avevo e a svilupparne anche altre. Come ho detto all'inizio, penso di raccogliere il pensiero di tutti. Qua nessuno è stupido, neanche io molto meno di altri, non è perché siete più stupidi di me voi, ma perché ho una buona considerazione di me stesso tutto sommato, quindi se posso dirvelo, applicatevi, mettetevi in gioco, sbattete la testa, mettete il culo per terra e quando siete arrivati per terra vi date un bel calcio per tornare su. Sto parlando a se stesso. Sto parlando a me stesso, non sto parlando a tutti, perché alla fine chi per un motivo, chi per l'altro, credo che tutti siano qui perché c'era qualcosa che non andava, qualcosa che volevano cambiare, qualcosa che volevano rifare, qualcosa che volevano ricominciare, quindi non penso di aver sbagliato. Perciò, insomma, non per dar soddisfazione a lei per prima, per dar soddisfazione a noi per primi, poi a lei. Mettiamoci d'impegno e facciamo quello che ci hanno insegnato, mettiamo alla prova quello che ci hanno insegnato e diamoci il valore che abbiamo, insomma. Questo è giusto.